Focus bollettino culture erbacee, aggiornamento. Cimice asiatica. Sono in aumento le popolazioni e sono stati osservati i primi adulti della prima generazione. Ove vi siano problemi e necessità di intervenire, si sta valutando in alternativa agli insetticidi l'uso di caolino e di zolfo bagnabile. Osservate nei bollettini cimice asiatica che mandiamo i link dove in merito a questi argomenti ci sono molte informazioni, anche dei video. Piralide. Ormai in campo è prevalente la presenza di crisalidi, oltre a larve principalmente di quinta età. Il modello previsionale prevede entro questa settimana l'inizio degli sfalfamenti su tutto il territorio regionale, fin da subito nella parte centro-occidentale della regione, tra qualche giorno nella parte orientale. È quindi arrivato il momento di cominciare a monitorare gli adulti e di capire anche i livelli di popolazione e quando effettivamente gli stadi di piralide da colpire, nel caso si superi una soglia, possono essere efficacemente colpiti. In questo momento, tuttavia, consideriamo che non sono necessari trattamenti insetticidi contro la piralide. I trattamenti non solo in questo momento sarebbero un costo inutile, ma rappresenterebbero anche un rischio ulteriore per le culture, in quanto, se non selettivi, ridurrebbero le popolazioni degli insetti utili e quindi potrebbero favorire le pullulazioni di acari e di afri, ad esempio, che possono essere un problema non solo su mais. Alla prossima!